stasera con questo freddino ti porto io stavolta fuori a cena. Sarà comunque una sorpresa. Siamo in Franciacorta, 100% Chardonnay. Si vede che nonostante sia un brut, non ha una bella sensazione di freschezza e mineralità. È un piacere avervi qua stasera, sono contento che siete già partiti con un aperitivo, insomma l'unica affermazione che accettiamo è Sì. Sì, io ero curiosa veramente perché sarebbe Street Italian. Allora è esattamente Italian, che poi lui ha voluto unire ed è un po' l'anima poi del nostro locale, perché street è quello che facciamo nel nostro menù, sotto indicazione del naming è il gusto e la memoria. Lei è Sara, Tu sei Luigi? io sono il direttore di Venezia Channel e tu sei la mia collaboratrice per la ricerca dei locali più trendy, tendenza nel campo della ristorazione. Che fortuna direi. Una Che bella fortuna. per cui andare in giro a assaggiare tutto questo ben di Dio. E stasera presenteremo per voi un locale in centro a Padova, il Sì, Street Italian Food. Quella là. Eccoci qua, miei cari. Quella là. Addio dieta. Cominciamo già il Giro d'Italia. Cominciamo. La prima tappa con, questa. Gnocco fritto di Roberto Zacca. E questo Vediamoci è il se prosciutto crudo di Parma, 30 mesi. Cambio di scena, siamo entrati al sito. Sì, propose di essere in un bistro parigino. Chardonnay, vino bianco, questa è una sboccatura del 2016, vendemmia 2004. E voilà, miei E cari, voilà. vi sto servendo del baccalà mantecato, tipica tradizione, ricetta della tradizione veneziana. Il baccalà in questo caso viene reidratato e poi montato con l'olio, una crema di fave e sotto troverete la polenta croccante. In questo caso la polenta è un precision food, è la polenta bianca, in particolare bianco perla. Allora, siamo passati in altre regioni, in questo caso abbiamo il lampredotto, abbiamo i funghi porcini con le animelle fritte, piatto che vi farà venire le lacrime, su cui in questo caso riabbinerete tranquillamente la bollicina. Io direi che la nostra cara signorina serviamo. Sono dei cappellacci di Esattamente, per cui torniamo nella regione dalla quale eravamo partiti e proseguiamo invece con il piatto di Luigi, invece con un'interpretazione di quelli che sono i bigoli in salsa. In questo caso abbiamo voluto fare uno spaghettone con una cottura come andrebbe fatta, abbiamo messo una cenere di pane al limone, abbiamo utilizzato le alici di comacchio, un piatto, devo dire, un altro di quegli elementi che andiamo a ricercare straordinario, sentiamo delicatezza, ma soprattutto quell'elemento che assolutamente contraddistingue i bigoli in salsa, la pesantezza, qua. Sara, è arrivato il conto. Abbiamo mangiato bene, ma abbiamo pagato anche il giusto? Come direbbe il nostro amico dei 4 ristoranti? Come si chiama? Alessandro Borghese. Alessandro Borghese, caro amico. Abbiamo pagato esattamente, io non ci vedo perché ho gli Ci vedo occhiali. io purtroppo. Abbiamo No, dai. pagato quant'è? 80 e 50. Noi abbiamo detto che volevamo selezionare dei ristoranti tra i 35 e i 40 Esatto, euro. che avessero E un qui budget non troppo alto, neanche insomma proprio bassissimo. Io pensavo di più, cioè avevo paura sinceramente di questo conto, invece. hai paura di questo conto, invece Sì. è sopportabile, insomma. Io direi che il prezzo può essere giusto, oltretutto dobbiamo calcolare anche il locale.